La Sicilia è la Sicilia, non c'è nient'altro da dire. Ebbene sì, come restare indifferenti alla Sicilia? Amici di Bella Sicilia, il nostro viaggio oggi ci porta a Testa di Monaco. Si tratta di una spiaggia incantevole dove la sabbia dorata e il mare limpido e azzurro regalano un grande colpo d'occhio. Bella, turistica, c'è tanta gente, brava gente. E chi la visita se ne innamora, ed il desiderio di un imminente ritorno è naturale. L'anno prossimo ci ritorneremo. È un'isola a sé, a parte, è meravigliosa, l'acqua è stupenda, il sole, tutto, compagnia, tutto, qua è stupendo. Stupendo, l'aggettivo forse più adeguato al luogo, dal quale in lontananza... Ed in lontananza notiamo il Monte della Madonna di Capo d'Orlando. È una parte del bellissimo Capo d'Orlando Marina, che accoglie imbarcazioni provenienti da tutto il mondo che trascorrono delle vacanze indimenticabili in Sicilia. Forza Sicilia! Io da siciliana non potevo che portare i miei parenti a visitare questo posto incantevole. Sempre il numero uno, siciliani! E sì, una Sicilia che riempie di orgoglio per un'isola che è tra le più belle del mondo. Ed in fondo, a rendere ancora più suggestivo il panorama, fanno capolino le isole Eolie. E quando si visitano certi luoghi viene difficile tornare a casa. Ma rientriamo, carichi di energia, ricchi di adrenalina e consapevoli che bellezze del genere sono tra i vanti della Sicilia nel mondo.